commissario Scura firma il decreto per 1366 assunzioni che andranno a coprire i posti vacanti determinati dai pensionamenti nelle ASP e nelle aziende ospedaliere. Il prefetto di Reggio Calabria ha insediato la commissione antimafia all'ASP di Reggio per verificare possibili infiltrazioni criminali. Acquisizione degli uffici regionali e dell'ASP di Cosenza nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della clinica Tricarico di Belvedere, emessi 5 avvisi di garanzia. Ragazzo disabile costretto a vivere in una casa tra olezzi nauseabondi e degrado, l'appello del padre al sindaco di Palmi, ci aiuti. Parere favorevole della Commissione Bilancio della Regione Calabria sulla revisione dei POR 2014-2020. Le risorse recuperate serviranno per finanziare progetti in settori importanti. Convocato in prefettura a Reggio il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per contrastare l'abbandono dei rifiuti, una battaglia iniziata da Falco Matà oltre 6 mesi fa. Al via la 13ª edizione della manifestazione Fattorie Aperte in Sila, pronto il calendario di iniziative tra visite guidate e degustazioni di prodotti tipici. Consegnato al Neo CT della Nazionale Roberto Mancini il premio Ceravolo, il tecnico ha parlato della squadra azzurra e del prossimo campionato di Serie A. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di sanità perché saranno 1366 le nuove assunzioni negli ospedali calabresi, 18 milioni ogni anno il costo. Il decreto è stato firmato dal commissario Massimo Scura e non sottoscritto dal dirigente del Dipartimento Salute della Regione Calabria. I nuovi assunti compenseranno i pensionamenti. Vediamo. Nelle corsie degli ospedali calabresi si tira un sospiro di sollievo, firmato il decreto che di fatto darà il via libera a nuove assunzioni, 1366 per essere precisi, con una spesa di 18 milioni l'anno. Il provvedimento, firmato dal commissario ad acta per la sanità in Calabria, Massimo Scura, ma non dal dirigente del Dipartimento regionale di tutela alla salute, che pare lo abbia trovato sul tavolo solo 24 ore prima, dettaglio che non compromette la validità del documento. Nel dettaglio, per l'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro sono previste 102 nuove assunzioni, per il Policlinico Mater Domini 113, gli ospedali riuniti di Reggio Calabria tra medici, infermieri, tecnici ed OS avranno in pianta organica 96 nuove assunzioni, 81 ne sono previste invece per l'azienda ospedaliera di Cosenza, per l'azienda sanitaria di Catanzaro previste 155 new entry, 168 all'ASP di Crotone, 205 per l'azienda ospedaliera di Cosenza, 138 a Vibo Valentia, infine 308 per l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Buona parte dei nuovi assunti compenseranno i pensionamenti. Basterà dare risposte ad una sanità al collasso, depauperata dal blocco del turnover nei lunghi anni del piano di rientro. Di certo le difficoltà non mancano. Pare che reperire i medici sia diventato davvero complicato e indiscrezioni rivelano di contatti con specializzandi dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per coprire i posti vacanti. Il modello ragionieristico degli anni scorsi ha tagliato servizi e costretto molti calabresi ai viaggi della speranza. Ora si corre ai ripari per salvare il salvabile, ma la strada è in salita. E proprio in riferimento al piano delle assunzioni per l'anno 2018 nel servizio sanitario calabrese approvato dal commissario Scura interviene anche, si precisa ovviamente che la mancata firma della Regione nelle funzioni del direttore generale del Dipartimento. A bocciare proprio l'operato del commissario alla sanità è Franco Pacenza, delegato alle politiche sanitarie del governatore Mario Oliverio, che in una nota dice che la fretta anche in questa circostanza è cattiva consigliera, ma il merito delle scelte che si riscontrano nel decreto, che conferma la mancanza di qualsivoglia visione strategica e soprattutto non fa intravedere nessuna priorità, mentre quotidianamente si registrano code infinite ai pronto soccorsi, accorpamenti e chiusure di reparti, liste d'attesa interminabili anche per prestazioni d'urgenza. Si autorizza l'assunzione, prosegue Pacenza, di profili professionali certamente
meno urgenti. Ciò si evidenzia soprattutto nelle ASP di Reggio Calabria, dove le autorizzazioni per il personale medico sia ospedaliero che territoriale sono una sparuta minoranza. A proposito di queste assunzioni, sentiamo il commissario dell'ASP di Cosenza Gentile ai microfoni del nostro Gianluca Pasqua. Qualche mese fa il direttore dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile, aveva annunciato alla stampa nuove assunzioni e novità strutturali per l'azienda che dirige. Se già quella era una boccata di ossigeno per l'annunziata e le strutture collegate, le nuove posizioni autorizzate dal decreto firmato nelle scorse ore dal commissario Massimo Scura rappresentano una svolta e forse una via d'uscita dall'emergenza che si viveva nei reparti dell'azienda cosentina. Le ultime novità che erano state annunciate nell'ultimo incontro di 2 mesi fa, ieri il commissario ha licenziato un nuovo decreto, quindi sono state assegnate ulteriori 81 unità all'annunziata di Cosenza. Si tratta di personale medico, di infermieri, 35 infermieri, e poi la novità rilevante è che in questo decreto viene garantito il turnover, cioè tutto il personale che andrà in pensione, sarà collocato in pensione nel corso di quest'anno sarà sostituito. 30 medici, 37 tra infermieri e OS, 5 tecnici, 3 amministrativi e 6 altre figure per un totale di 81 assunzioni. Tra i reparti che godranno dell'apporto delle new entry, il pronto soccorso interessato anche da lavori di ampliamento che renderanno la porta d'accesso dell'ospedale più vivibile e funzionale. Per quanto riguarda il pronto soccorso abbiamo un concorso in itiner di 2 unità di personale medico. A queste 2 unità sono state aggiunte altre 2 unità. Quindi penso che a fine anno, con l'ampliamento dei lavori che sono in corso del nuovo DEA e più il personale che sarà assunto, dovremmo coprire gli organici. Con le novità attuali ce ne saranno 25 medici, allo Stato sono in 18. È il nuovo corso dell'Annunziata, inaugurato dal direttore Gentile, che in questi anni ha debellato il fenomeno del precariato. All'Annunziata oggi possiamo dire che non abbiamo più precari, abbiamo stabilizzato tutti e abbiamo coperto gli organici attraverso anche nuove assunzioni e mettendo in ruolo tutto il personale che da circa dai 10-15 anni era precario. Nel frattempo la messa in funzione delle nuove sale operatorie ha consentito di estendere l'orario degli interventi dal precedente 8-14 all'attuale 9-20, smaltendo le liste di attesa che persistono soltanto in ginecologia oncologica e urologia. Il nuovo acceleratore lineare in funzione da settembre arricchirà il Mariano Santo, che già dispone di una PET che attrae utenza da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe, ma ci sono ancora tante cose da fare. L'obiettivo è quello di coprire gli organici al 100%, di migliorare l'attività di comfort alberghiero dell'ospedale, migliorare i servizi e l'aspetto tecnologico. Ancora la sanità, arriva da Reggio Calabria, il prefetto ha insediato la commissione antimafia all'ASP di Reggio per verificare possibili infiltrazioni criminali. La notizia è di quelle clamorose e toccano una realtà amministrativa importante come l'ASP di Reggio Calabria, sospettata di avere e quindi subire condizionamenti mafiosi. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, su delega del ministro dell'Interno, ha insediato una commissione ispettiva per verificare se sussista all'interno degli uffici il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata mafiosa. La commissione si è insediata nella mattinata odierna e avrà 3 mesi di tempo, prorogabili di altri 3, per portare a compimento il suo lavoro. L'attività ispettiva sarà supportata da personale di forze di polizia. La notizia dell'insediamento della commissione è stata confermata da una nota ufficiale della prefettura. La commissione prefettizia all'interno di un'azienda sanitaria ospedaliera non è frequente. Prima di adesso nella provincia di Reggio era capitato all'ex azienda sanitaria 9 di Locri, oggi accorpata nell'azienda del capoluogo. Il team che lavorò tra il 2005 e il 2006 era guidato dal prefetto Paola Basilone e l'insediamento avvenne all'indomani del plateale e terribile omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Fortugno. Adesso un'inchiesta sulla clinica Tricarico di Belvedere, 5 gli avvisi di garanzia e perquisizioni negli uffici regionali e dell'azienda sanitaria di Cosenza. L'operazione della Guardia di Finanza che ha eseguito i provvedimenti emessi dal Tribunale di Paola, l'attenzione degli investigatori sugli accreditamenti.
I finanzieri questa mattina negli uffici della Regione e dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza hanno notificati 5 avvisi di garanzia nell'ambito di un'operazione complessa della Guardia di Finanza che ha eseguito i provvedimenti emessi dalla Procura di Paola diretta da Pierpaolo Bruni. La clinica Tricarico di Belvedere Marittimo al centro dell'inchiesta per presunta bancarotta fraudolenta. Già nello scorso aprile la struttura sanitaria è interessata da un sequestro da 5 milioni di euro. I reati contestati alla società, l'infedele dichiarazione dei redditi e l'omesso versamento di ritenute certificate negli anni dal 2011 al 2014. Gli accertamenti eseguiti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cosenza avevano interessato le annualità dal 2011 al 2014 e fatto emergere l'omesso versamento di ritenute relative alle retribuzioni erogate per circa 4 milioni di euro e una evasione d'imposta superiore agli 800.000 euro. L'operazione della Guardia di Finanza di oggi non coinvolge solo la Calabria. L'attenzione degli investigatori puntata sugli accreditamenti. Va ricordato che lo scorso 17 luglio il Tribunale di Paola ha dichiarato fallita la clinica, anche se è stato concesso di proseguire l'attività in esercizio provvisorio. E adesso l'appello di un ragazzo disabile costretto a vivere in una casa tra olezzi nauseabondi e degrado. L'appello è del padre al sindaco di Palmi, dice: ci aiuti. La storia è di quelle che tocca il cuore e svela un quadro sconfortante di un forte disagio sociale permeato di indigenza e diritti mancati. Siamo a Palmi, più precisamente in località Scinà, presso la zona marina della Tonnara. Qui vive il signor Speranza con la sua famiglia e un bambino con grave disabilità. Il problema è di quelli molto comuni in Calabria, case abusive costruite negli anni dove nessuna sanatoria ha garantito i servizi essenziali, e tra questi le fognature, e in mancanza degli allacci alle fogne comunali, la famiglia Speranza, insieme a tante altre della zona, si è dovuta adeguare ai pozzi neri che vengono ripuliti al bisogno con gli autospurgo del comune. È da tempo che ormai il pozzo del signor Speranza è al limite della sopportabilità, ma nessuno ha provveduto a svuotarlo con gravi ripercussioni sanitarie per tutti, forte i miasmi e l'aria irrespirabile intorno alla casa, soprattutto per il più piccolo e debole della situazione, il figlio del signor Speranza, costretto a stare a letto. L'ufficio tecnico del comune di Palmi si giustifica che non può intervenire in quanto sono davanti ad un'abitazione abusiva. Quindi gli altri anni, e stiamo parlando di qualche decennio, perché lo si è fatto? Noi siamo stanchi, di notte dobbiamo riposare e invece non possiamo riposare perché dalla puzza non possiamo nemmeno stare a casa. Non oltre tutti i bambini, anche per noi una stabilità di sanità, perché anche noi siamo esseri umani, non siamo animali che vivono in mezzo alla strada. Carissimo sindaco, ti faccio questo appello dalla famiglia Speranza: vieni a trovarci il più presto possibile, perché noi non siamo gente cattivi, siamo buoni come tutti gli altri. Grazie signor sindaco. Parliamo adesso della Commissione Bilancio della Regione Calabria, che ha dato parere favorevole proprio alla revisione dei POR 2014-2020. Parere favorevole della Commissione Bilancio della Regione Calabria sulla revisione del POR 2014-2020. L'organismo consiliare ha dato l'ok alla proposta della Giunta regionale, che adesso verrà notificata alla Commissione europea. Con questo provvedimento si apportano modifiche all'elenco dei grandi progetti presenti nel POR e alcune risorse recuperate saranno dirottate in vari settori, come ad esempio l'acquisto di bus elettrici per tutelare l'ambiente. Abbiamo rimodulato il POR, insomma una decisione della Giunta che abbiamo accolto all'unanimità tra l'altro, perché abbiamo postato delle risorse finanziarie sul credito d'imposta per le aziende calabresi e sull'acquisto di bus e mezzi di trasporto pubblici elettrici a tutela ovviamente dell'ambiente, il tutto rientrando ovviamente nella strategia della Commissione europea per la Calabria. Abbiamo approvato l'ennesimo bilancio, credo siamo al 53esimo, 54esimo bilancio approvato in questi anni, questo riguarda l'azienda Calabria Lavoro che ne era sprovvisto, così come abbiamo fatto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi con le altre aziende e gli enti strumentali della Regione Calabria. Questo è stato
una grande azione di bonifica degli enti strumentali. Approvata all'unanimità la proposta di legge della Giunta regionale che adegua ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva, bed and breakfast e di esercizi di affittacamere e quella del consigliere Mirabello sulle norme sulla classificazione delle strutture ricettive extraalberghiere. Un lavoro che sul turismo sta dando i propri frutti e che attraverso queste leggi, i bandi che sono in corso, quelli che stiamo per pubblicare e che sono in preinformazione, daranno ossigeno all'economia calabrese, alla ricettività turistica calabrese, alla riqualificazione dell'offerta. Intanto convocato in prefettura a Reggio Calabria il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per contrastare l'abbandono dei rifiuti. 7 mesi fa è iniziata la battaglia di Giuseppe Falco Matai Lordazzi. Sulla sua pagina Facebook ha postato un video per sensibilizzare i cittadini ad una battaglia di civiltà e nel primo mese di estensione della differenziata a tutta la città le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, dice il primo cittadino, non sono bastate, tant'è che Falco Matà ha chiesto e ottenuto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura per coinvolgere le forze dell'ordine e creare una sinergia istituzionale nella lotta dura e tolleranza zero contro l'abbandono dei rifiuti. È stata confermata la disponibilità a predisporre un piano di controlli nelle zone in cui si verificano maggiormente i fenomeni di abbandono dei rifiuti e di conseguente creazione delle microdiscariche. Senza perdere ulteriore tempo, il tavolo tecnico per realizzare il piano operativo che poi disporrà questi controlli e quindi garantirà il presidio e il monitoraggio del territorio è stato convocato per domani, quindi già si è passati da una fase di disponibilità a una fase organizzativa a una fase operativa e da domani avremo il piano organizzato che vedrà insieme partecipi per il raggiungimento di un obiettivo comune, che è quello di avere una città bella, una città pulita, una città nella quale si fa bene la raccolta differenziata, si sanziona chi non la fa e si vanno a colpire gli abusivi che evidentemente non pagano neanche il tributo di riscossione della Tari. Verrà coinvolte, come dicevo, Polizia Municipale, Polizia Metropolitana, Guardia di Finanza, Carabinieri e Questura, riunite in tutte all'obiettivo principale da raggiungere. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. 80 migranti sono giunti stamattina in Calabria a bordo di una imbarcazione che si è arenata a riva Roccella Ionica. I migranti dopo lo sbarco si sono dispersi nel centro abitato di Roccella, ma sono stati poco dopo raggiunti e bloccati dal personale delle forze dell'ordine giunto sul posto dopo una segnalazione. I migranti di varie nazionalità sono stati ospitati temporaneamente in una struttura di prima accoglienza. Ha truffato alcune persone, soprattutto anziane, fingendosi figlio di loro amici o ex colleghi. Un truffatore seriale, Luigi Serino, 42 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme. Raccontava di lavorare per lo stilista Valentino a Lugano, che a causa di alcuni inconvenienti era stato costretto a tornare in Calabria, dove però era rimasto senza denaro. Con questo sistema sarebbe riuscito a farsi consegnare somme fino a 1.000 euro. Una frode fiscale da 167 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza nel Reggiano. Responsabile della truffa è un 67enne residente nel Cosentino, già noto ai finanzieri per precedenti in materia fallimentare e denunciato alla Procura di Reggio Emilia. Arrestato stamattina dai carabinieri della compagnia di Scalea per tentata rapina aggravata un pregiudicato originario del Salernitano. L'uomo è ritenuto responsabile della tentata rapina effettuata nel primo pomeriggio di ieri ai danni dell'esercizio commerciale Meddi Discount di Scalea. A Vibo adesso, dove il nuovo prefetto Giuseppe Gualtieri ha incontrato la stampa.
Si è insediato il nuovo prefetto di Vibo Valentia, è Giuseppe Gualtieri, 64 anni di Catanzaro, attualmente commissario prefettizio a Ciromerina dopo l'operazione della direzione distrettuale antimafia denominata SDIGE. Dopo i primi incontri istituzionali, il nuovo prefetto ha voluto subito incontrare la stampa, riprendendo così quel dialogo cordiale e costruttivo che in passato aveva già avviato proficuamente. Per Gualtieri, infatti, questo è un ritorno in grande stile nella città che aveva conosciuto da capo della squadra mobile tra la fine degli anni 90 e i primi anni del nuovo millennio. Ritrovo una Vibo un po' più triste sotto alcuni aspetti e io la lasciai il Giardino sul Mare, ora credo che lo sia ancora il Giardino sul Mare e vedo un po' di scoramento che lavorando in sinergia con le istituzioni dobbiamo così mettere da parte e cercare di ripartire e di fare cose positive. Per Vibo Valentia si tratta di un passaggio da un super poliziotto ad un altro, infatti dopo Guido Longo, appena andato in pensione, a capo della prefettura è arrivato un uomo che i galloni di super poliziotto se li ha guadagnati sul campo con la cattura dell'allora capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Sicuramente le caratteristiche che ha la provincia in questo periodo inducono il Ministro ad individuare delle figure che forse sappiano dare una lettura immediata di certi fenomeni. Però non bisogna mai dimenticare la figura del prefetto e le sue funzioni perché, ripeto, è un'altra funzione dello Stato e va fatta anche con mentalità ligia a quella che sono i dettami del diritto amministrativo e delle direttive del Ministro. Il messaggio dato a chi lavora in prefettura è quello di aprirsi al territorio, di avviare un dialogo. È importante il dialogo tra le istituzioni e i cittadini. Sì, è importante il dialogo, non disgiunto da una certa fermezza perché si può essere aperti e si può rendere al cittadino un servizio anche col sorriso sulla bocca, nella certezza però che se ci sono da prendere provvedimenti scomodi verranno presi. In un territorio come quello di Vibo Valentia la prefettura spesso è il punto di riferimento per tante problematiche. Ma la prefettura è il punto di riferimento di tutte le problematiche, non dimentichiamo che il prefetto rappresenta il governo della provincia e che sul tavolo del prefetto finiscono tutti quei fermenti sociali, tutto quel disagio sociale, tutte le problematiche tecnico-amministrative che il prefetto deve risolvere mettendo insieme tutte le componenti della società civile e facendo sì non solo che dialogano ma obbligandole a prendere provvedimenti conseguenti. Adesso in Sila per la 13ª edizione di Fattorie Aperte. Nuove fattorie, il sostegno di Euromontana, l'Associazione Europea per le Aree di Montagna e poi la cassettina con i prodotti del territorio. Sono queste le novità principali di Fattorie Aperte in Sila. La fortunata iniziativa ormai giunta alla sua 13ª edizione che propone ogni anno visite guidate, degustazioni e vendita diretta di prodotti tipici del territorio silano. Quest'anno abbiamo inserito nuove aziende perché il territorio cresce, la Sila è in fermento, un territorio che non si ferma nonostante le grosse difficoltà, tanto che abbiamo l'iniziativa nuova di Adotta un Orto che praticamente consente all'utente di recarsi nell'azienda e raccogliere i frutti della terra direttamente con la cassettina delle Fattorie Aperte. E in più sono entrate delle aziende che fanno dei prodotti nuovi, tipo lo yogurt, il gelato. Questa iniziativa è un'iniziativa umile che ogni anno si confronta con i territori, abbiamo creato una rete di imprese, siamo pronti e ci stiamo allargando a tutto il territorio calabrese, tanto che oggi avremo una riunione con altre aziende perché hanno capito che può essere un obiettivo replicabile. A sostenere l'evento è da sempre la banca di credito cooperativo Mediocrati, che crede molto nella formula del turismo esperienziale. Siamo contenti di sostenere ogni anno questa iniziativa perché vogliamo proprio incentivare questo, fare in modo che il turista possa fare l'esperienza di lavorare insieme al fattore in maniera tale che si rende conto di quello che mangia poi dopo, riesce a mangiare quello che ha visto produrre. Altra iniziativa a Villa Rendano con musica e degustazione.
Un'altra bella occasione per una serata che ha coniugato l'enogastronomia d'eccellenza alla buona musica. A Villa Rendano, la sontuosa residenza da cui si domina Cosenza, vino in villa, abbinamenti di gusto tra musica, arte e cultura, ha calamitato l'attenzione dei buongustai della tavola e dei buoni suoni. Grazie alla collaborazione di importanti case vinicole calabresi che hanno messo a disposizione le loro produzioni, che si sono fuse con i manicaretti preparati dalla Maccaroni Chef Academy, e grazie alla musica di Paolo Viscardi, Gyps Jazz Project, l'intento della serata è stato pienamente centrato. Tutti i presenti hanno anche potuto godere di una mostra d'arte e della visita guidata a Consenzia Itinera, il museo multimediale ospitato proprio a Villa Rendano. Stasera abbiamo voluto fare una serata un po' particolare, ricca di eventi. Partiamo dalla degustazione di vini locali, tutti quanti di cantine calabresi, al jazz, alla visita al museo e al food di Maccaroni Chef. Vuole essere una di quelle serate che dà un po' il senso della comunione in villa, dove la gente ha la possibilità di incontrarsi, di chiacchierare, di discutere e di vedere anche delle opere d'arte. Qui abbiamo anche una mostra curata da Mimma Pasqua che tutti gli ospiti possono visitare. Gli appuntamenti estivi di Villa Rendano continuano questa sera con il concerto di Mariella Nava. Adesso a Catanzaro, dove è stato premiato il Neo CT della Nazionale Roberto Mancini per appunto il premio Cerà. Il CT Roberto Mancini arriva a Catanzaro per ricevere il premio Ceravolo. Questa volta è il Centro Tecnico Federale, la sede della Kermesse, che da 9 edizioni assegna il riconoscimento ideato dal giornalista Maurizio Inzardà ad una personalità sportiva di primo piano. Per Mancini si tratta quasi di un premio sulla fiducia, perché da lui ci si aspetta il rilancio della nazionale. Il commissario tecnico è prodigo di selfie e di sorrisi, ma quando si tratta di rispondere ai cronisti è molto abbottonato. Della Serie A non vuole parlare, si limita a un commento sull'arrivo di Cristiano Ronaldo e sulla forza della Juventus. Ronaldo è stato un grande acquisto, sicuramente farà bene al calcio italiano. È una squadra forte, è una squadra molto forte, lo ha dimostrato negli ultimi 7 anni, adesso si è rinforzata. Della nazionale invece non può parlare, tema delicato, la scelta dei giocatori e collaboratori, poche parole su Balotelli e Pirlo. Volete sapere troppo, siamo a agosto ancora. Il campionato deve ancora iniziare, le squadre sono andate in ritiro da poco, quindi bisogna aspettare e sperare che chiaramente i giovani italiani possano avere grandi possibilità di giocare, perché credo sia la cosa più importante. E adesso vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Residua locale instabilità anche nelle prossime 48 ore, con temperature però in graduale aumento. Domani al mattino ancora residui locali rovesci tra Lametino, Vibonese e Reggino Tirrenico. Sereno poco nuvoloso altrove. Nelle ore centrali però ancora possibilità di rovesci su Sila Catanzarese e versante orientale del Pollino, con possibili sconfinamenti fino a valle. Temperature in lieve aumento. Vediamo ora come si comporteranno mari e venti. Domani mari poco mossi con venti deboli o moderati occidentali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it.